Che effetto ti fa stare qui a parlare di una cosa così intima? Diciamo che ora mi vergogno un po' di meno. Chi ha messo in rete il tuo video Un privato? mio ex frequentatore. Che rapporto avevi con questa persona? Pensavo di avere un buon rapporto, non ho capito perché ha fatto un gesto simile. Perché l'ha fatto? Sono domande a cui non avrò mai una risposta, penso. Voleva punirti? Voleva vantarsi con gli amici di avere un video con me. Eravate ancora insieme? Ci eravamo lasciati in buoni rapporti. Come hai scoperto che esistevano dei tuoi video intimi? Mi hanno avvertito che giravano su Telegram. Neanch'io ho mai visto il mio. Non ne ho mai avuto il coraggio. All'inizio non pensavo di essere io, fin quando i miei amici non mi hanno detto che in realtà ero io. E tu cosa hai fatto? Ho spento il telefono, ho disattivato tutte le notifiche, tutti i messaggi, tutte le chiamate e mi sono chiusa in casa. Tu pensa, Diana, che io sono stata rinchiusa in casa per 3 mesi. Mamma mia. Tu sai chi è Tiziana Cantone? Sì. Anche tu hai pensato al suicidio? Per un momento, una frazione di secondo, non sapendo come risolvere la situazione, poteva essere l'unica soluzione. Questa persona che ha caricato il video vive nella tua città? Sì. Se dovessi incontrarlo, cosa gli diresti? Non penso che potrei dirgli qualcosa di così brutto. Io l'ho incontrato, sai cosa ho fatto? Ah. L'ho sputato in faccia. Hai fatto bene. Tutti quelli che condividono video privati rubati si rendono conto della gravità di quel gesto. All'inizio le persone lo condividevano senza rendersi conto. Mi dicevano che la colpa non era la loro perché a loro il video era arrivato. Credi che qualcuno pagherà mai per quello che ti hanno fatto? Sì, la polizia sta lavorando veramente bene. Molte ragazze, Diana, si vergognano a denunciare. Sì, perché non è semplice metterci la faccia. E lo sai pure tu. Ma tu l'hai visto questo video? No. Non lo vedrai, vero? Mai, non ce la faccio. Qualcuno ci ha guadagnato con i tuoi video rubati? Ci sono siti che vendono questi video e avevano aperto anche una pagina OnlyFans a mio nome. Hai denunciati? Sì, la polizia postale si sta occupando di tutto. C'è qualcuno che pensa che l'hai fatto apposta per farti pubblicità? Sì, l'hanno anche detto. Come te l'hanno detto questo? Alcuni miei amici neanche mi parlano più. Non ti parlano più? Magari hanno visto i video e non mi hanno avvertito, forse si sentono in colpa. C'è qualcuno che ti ha deluso profondamente? Sì, soprattutto ragazze. Che hanno detto? Pensavano che fosse addirittura colpa mia. Perché? Hanno dato la colpa al mio profilo social dicendomi che ho raddoppiato le visualizzazioni, ma speravo di non raddoppiarle in questo modo. Se tu pensa che quando io sono andata davanti al giudice, Mhm. perché naturalmente ho denunciato il fatto, il giudice mi ha risposto: ma chi mi dice che non sei stata tu a caricare? Il giudice! Appunto. Ecco, un uomo Pensa un po', era. Pensa un po'. Ai tuoi genitori, come l'hai detto? Molto frettolosamente perché avevo paura che arrivassero anche a loro. Come l'hanno presa? E loro sono rimasti sorpresi. Poi però mi hanno detto, vabbè, non hai fatto niente di male, il problema non sei tu. I tuoi genitori hanno visto questi filmati? Non penso l'abbiano fatto. Nella tua città, Pescara, senti ancora addosso degli sguardi di disprezzo? Sento degli sguardi addosso, delle risatine che magari non sono neanche riferiti a me, però pesano tantissimo. Allora mi raccomando, Diana, vai a testa alta e fissa lì negli occhi e vedrai che lo sguardo lo passeranno loro per primi. Succede sempre alle persone che non valgono un cavolo. Vero.